Gabriella Cremonini e dunque seconda. Vittoria Sant'Agata Bologna non ci sta sul podio. Allora intanto Mario, oggi sei in radio, mi hai detto dove sei? Sei una DJ radio? Trasmetti le partite per quale radio? Radio Delta Radio, quindi oggi pomeriggio Mario ha anche l'impegno delle partite. Quali partite? Lo sport quindi anche a livello professionale. Allora vado con la terza, posso andare? Terza quest'anno, seconda l'anno scorso, ma il podio è sempre suo, un gradino più giù, Romina Fiorini, Assindustria Rovigo, 1:28:24. Allora a lei non gli danno i fiori perché è già Fiorini, ma prosciutto, scusate la battuta, poi me ne diranno, appena vado giù mi massacro. E questo è il podio, vado fino al... quante ne devo chiamare, Mosè? 5. Allora non sarà più podio per loro, ma di fianco, grande soddisfazione comunque per Chiara Damiani, Cus Ferrara. Dov'è Chiara? Eccola qua. Chiara non la vedevo dai tempi delle campestri quest'inverno. Come mai Chiara questo stop? Hai fatto pista probabilmente? Oppure hai fatto pasta? Comunque l'importante è ritrovarsi. Pausa, sarai ancora quest'inverno per le campestri oppure ci pensiamo? E quinta, posso andare con la quinta ferrarese e da Copparo, o perlomeno paese d'origine, Maurizia Patracchini. Anche lei ha guadagnato posizioni, ha guadagnato parecchie posizioni. Adesso Mario ti ripasso la palla. Può continuare? Va bene. Ecco, un po'. L'applauso naturalmente è dovuto, ma soprattutto dovrebbe essere sentito. Giovanna Ricozza prima, Manuela Cremonini seconda, Romina Fiorini terza, quarta Chiara Damiani, quinta Maurizia Patracchini. Per la cronaca, sesta, anche se non figura in questa premiazione, come l'anno scorso, Moira Campagnaro. Formativo. Credo sia comunque prima di categoria, sì, sicuramente. Sì, è prima ovviamente della categoria femminile, naturalmente. Ecco, allora andiamo con gli assoluti per la sesta volta, dopo le vittorie di fila dal 2004 al 2008, il secondo posto dell'anno scorso, il nostro vincitutto Massimo Tocchio, vincitore fra l'altro della importante manifestazione Traslaval quest'anno. Potremmo anche citare i suoi importanti personali, così mentre lo guardate lo osservate bene. Massimo Tocchio vanta 1:06:08 in mezza maratona, 31:44 nei 10.000 ottenuti a Bologna. Ha corso quest'anno quarto alla Valle Pinete, solamente per dire qualche numero, primo degli italiani in diverse manifestazioni come la 11 Ponti di Comacchio al circuito di Kona. È arrivato anche sempre fra i primi Massimo Tocchio alla mezza maratona, alla Ferrara Half Marathon, e fra l'altro colgo occasione per ricordare che quest'anno Ferrara riavrà ancora la sua maratona il 27 marzo, maratona e mezza maratona, quindi ritorna a Ferrara lo spettacolo maratona. Vado avanti con il secondo assoluto, è riuscito a regolare negli ultimi chilometri Alberto Felloni e Michele Bedin 1:12:54 va a prendere il secondo gradino del podio. Michele Bedin, vigile del fuoco, pompiere, quindi possiamo dire stiamo sicuro anche in caso di incendio, meglio di no comunque. Meglio di no, eh. E terzo, un grande piazzamento comunque per lui da Ferrara, è il nostro Alberto Felloni. Ricordo che Massimo Tocchio è atleta mirabellese, lui ci tiene ed è giusto che sia l'appartenenza del suo paese, fra l'altro c'è anche il papà in gara. Ha vinto, ecco, fra l'altro il buono, oltre al premio, il viaggio una settimana. Massimo, suppongo che non porti Alberto, ci stai pensando, per l'allenamento fa comodo, naturalmente sono molto amici questi ragazzi. Allora Massimo Tocchio, Michele Bedin, Alberto Felloni, e mentre facciamo le foto dei primi tre vado avanti con il quarto.
Posso andare, Mosè? Quarto, John Vaida, Industria Padova. Sì, sta ammazzate lì, li chiamiamo gli altri due. John Vaida lo abbiamo visto primeggiare anche qualche edizione fa del Cardinelli, che fra l'altro sarà un'altra mezza maratona ed è la seconda prova del campionato provinciale di mezza maratona, proprio la prima domenica di ottobre a Ponte Lagoscola. John Vaida, gentilmente, grazie. John Vaida, eccolo qua, Industria Padova. E quinto, ed è probabilmente la sorpresa della giornata, nel senso che magari non era dato fra i primissimi, fra i favoriti, Massimo Giacomassi dell'Assindustria Rovigo. E questi sono i primi 5. Paolo Magonna, sempre la premiazione. Allora, cosa prevede a questo punto il programma premiazioni? Intanto io vi do l'appuntamento domenica prossima alla 100 Passi e poi la domenica seguente, come ricordato, ci sarà la mezza maratona a Cardinelli, Ponte Lagoscuola, organizzata da Uis Ferrara, gruppo giudici, e poi il 10, un'altra grande manifestazione, sarà la 10 miglia a Ferrara. Gara particolare davvero, sono 16 km, una manciata di metri, tutto a ritornare a correre ancora ad alto livello. Primo della categoria G, secondo categoria G Simone Raffagnini, atletica Selva Bovolone. Terzo Alessandro Marin, atletica Ponzano, 1:17:32. Ponzano Padova penso, vero? Ponzano no, Treviso, da molto lontano quindi. Allora abbiamo Ferrara, Verona e Treviso, e sono i primi 3. Quarto Dario Ferroni, Cus Ferrara. Dario Ferroni, proviamo con Ferroni Dario. Dario Ferroni velocemente, adesso lo vanno a chiamare. Ecco, giustamente un aggancio per ringraziamenti al gruppo protezione civile di Rovigo, penso, Occhiobello, all'ambulanza, vediamo un po' comunque i volontari dell'ambulanza a seguito della volontariato Barbara di Santa Maria Maddalena. Allora richiamiamo Dario Ferroni e se non c'è passiamo al quinto. Michele Nadali, Selva Bovolone, ancora Verona. Dario Ferroni dovrebbe esserci, forse sono andati a chiamarlo. Non lo trovano. Qualcuno vieni, Claudia, vieni a ritirare il premio per lui. Vieni Claudia, vieni a ritirare il premio per Dario Ferroni. Ecco, così gli dai una bella trapanata, Claudia. Una bella trapanata, un seghetto alternativo. Questa frase ti si ritorcerà contro, non sai quanto. Le donne bisogna trattarle bene, sta scherzando naturalmente. Italonessi primo, Giuseppe Canton, runner Padova secondo. Allora Giuseppe, ho visto l'aeroplanino, dopo vediamo se decolla da qua. Allora, dopo Giuseppe Canton, Zoltan Diak, Industria Padova. E sta arrivando. Andiamo con il terzo, il quarto, che è Stefano Gargioni, Folgore.
Stefano Gargioni,